oggi ad Agrigento per fare una visita e vedere qual è la reale situazione dell'Istituto Petrusa, tante le criticità che spesso sono state denunziate dal vostro sindacato ma anche da altri. Guardi, da anni noi denunciamo situazioni su quanto riguarda l'istituto, però c'è stato l'immobilismo di un'amministrazione che da anni non fa e non prende provvedimenti su quanto accade in istituto. Evidentemente c'è una carenza di organico e una struttura ormai vecchia, fatiscente, che dovrebbe avere delle ristrutturazioni e quant'altro, ma di fatto oggi l'amministrazione è rimasta inerte. Abbiamo un problema, per esempio, dove veramente il personale è sottoposto a un sacrificio, perché quando non pagano le missioni da 2 anni al personale e il personale tipo i nuclei di traduzione e pensionamenti parte e viaggia con continuità, non si può accettare che oggi il personale mantenga l'amministrazione e non venga poi remunerato. Quindi noi oggi stiamo venendo e sto venendo con tutta la nostra delegazione per andare a rilevare questo e andarlo a dire al capodipartimento, al vice capodipartimento, al provveditore regionale che dovrebbe intervenire immediatamente, in quanto un direttore generale, un dirigente generale come il provveditore ha la responsabilità sulla regione, su tutti gli istituti della regione, e purtroppo devo denunciare che su Agrigento non è stato fatto nulla da parte dell'amministrazione.